Ciao, sono Vittoria e queste sono le notizie della Regione Liguria. È stato approvato con una dotazione di 800.000 euro il bando di concorso pubblico per l'ammissione di 65 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale relativo al triennio 2026-2029, un percorso formativo destinato ai futuri medici di famiglia. In occasione dell'80° anniversario della Repubblica, il 2 giugno torna Palazzi Svelati, l'iniziativa organizzata da Regione Liguria per aprire ai cittadini le porte di palazzi istituzionali, tra cui il Palazzo della Regione in Piazza dei Ferrari. A partire da domani, mercoledì 27 maggio, sul sito di Regione Liguria sarà disponibile il link per prenotare le visite. Sono stati affidati i lavori di ampliamento del reticolo e realizzazione della casa di laminazione dell'impianto idrovoro di Marinella di Sarzana per ridurre il rischio idraulico e aumentare la resilienza del territorio. I lavori sull'impianto hanno un valore complessivo di 5 milioni. Via al secondo lotto dei lavori di restauro del Museo Casa del Pastore, che riguarda la ristrutturazione degli spazi interni dopo la rigenerazione della parte esterna dell'edificio. L'intervento ha un valore complessivo di 207.000 euro. Liguria in missione istituzionale nel Ticino. Una delegazione composta da università, centri di ricerca, cluster tecnologici e imprese ha incontrato l'ecosistema svizzero dell'innovazione aerospaziale, della robotica e dei sistemi autonomi per sviluppare nuove collaborazioni. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.